Vogliamo provare questa mattina, con l'aiuto del Signore, a entrare dentro il mistero della croce per comprendere che tutto quello che fu visto in quel giorno in realtà non doveva avere Gesù sulla croce, ma noi. Alleluia. Marco 15, leggiamo dal verso 33 al verso 38. Venuta l'ora sesta, si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. All'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lama sabachthani, che tradotto vuol dire Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: chiama Elia. Uno di loro corse e dopo aver inzuppato d'aceto una spugna, la pose in cima a una canna e gli diede da bere, dicendo: aspettate, vediamo se Elia viene a farlo scendere. Gesù, emesso un gran grido, rese lo spirito, e la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Passiamo adesso in Isaia, capitolo 54. Leggiamo dal verso 7 al verso 10. Alleluia. Per un breve istante io ti ho abbandonata, ma con immensa compassione io ti raccoglierò. In un accesso d'ira ti ho per un momento nascosto la mia faccia, ma con un amore eterno io avrò pietà di te, dice Dio il tuo Salvatore. Avverrà per me come delle acque di Noè, poiché come giurai che le acque di Noè non si sarebbero più sparse sopra la terra, così io giuro di non irritarmi più contro di te, di non minacciarti più, anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore, che ha pietà di te. Signore, ti ringraziamo perché già nel passato avevi spiegato al tuo popolo quello che stavi facendo. Signore, grazie per Gesù. Signore, grazie per il suo sacrificio che ha sostituito noi in quella pena che noi non potevamo portare. Signore, grazie perché hai pietà di noi. Parla al nostro cuore questa mattina, che la morte di Gesù alimenti in noi la fede per credere che tu sei per noi e che per quella croce noi possiamo ricevere ogni cosa che viene dal cielo. Aiuta me, Signore, a meditare la tua parola con i miei fratelli, perché il pane celeste possa far del bene alla nostra anima ancora questa mattina. Te lo chiedo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi, fratelli. Gloria a Dio. Gesù fu l'unico uomo a nascere per morire. Questo ce lo fa comprendere la parola del Signore. Tutti gli altri, noi compresi, nasciamo per vivere. E quando si avvicina il momento della morte, noi realizziamo una repulsione naturale nel cuore che ci fa respingere anche solo l'idea di morire, perché noi siamo nati per vivere, mentre Gesù è nato, nacque, il Figlio di Dio si fece uomo per morire. E questo lui lo sapeva fin dal principio, fin da quando nella Trinità concordarono il piano di salvezza, dicendo che doveva per forza essere Dio a sostituirsi all'uomo, perché l'uomo non avrebbe potuto rispettare
la legge perfetta di Dio. Per rispettare la legge di Dio noi dobbiamo essere in Dio e quindi era necessario che qualcuno aprisse le porte del cielo per noi che non potevamo arrivare al cielo. E quindi Gesù è venuto, ma il fatto che egli lo sapesse, il fatto che egli lo sapesse prima ancora della sua nascita terrena, questo non significa che la venuta di Gesù sulla terra sia stata una passeggiata. Lui lo sapeva e quindi era preparato. Noi ci ricordiamo quello che provò il Signore nel Getsemani, le gocce di sangue che uscivano dalla sua fronte per il dolore, quello che patì sulla croce. Tutto questo ci dice che il prezzo di Gesù fu così alto che noi non lo possiamo comprendere. In quel giorno al Golgota il figlio soffrì, il padre soffrì. Il padre soffrì e Marco in pochi versi descrive tutto quello che avvenne, ma lo fanno anche gli altri evangelisti. Il padre fece sapere a tutti che non solo il figlio stava soffrendo, ma anche lui stava soffrendo. Immaginate il terremoto, l'oscurità in pieno giorno, questo terremoto che squarciò il telo che separava il luogo santo dal luogo santissimo nel Tempio di Gerusalemme. Dio fece sapere a tutti che il padre stava soffrendo come stava soffrendo il figlio. La condizione di Gesù era una condizione terribile, una condizione di gran dolore. Noi abbiamo meditato qualche mese fa, vi ricordate, quando avevamo con noi fratello Leccese, sulle pene fisiche di Gesù sulla croce, che furono terribili. Quando noi le descriviamo, davvero ringraziamo il Signore che Lui ha accettato di pagare quel prezzo. Ma quelle pene non furono il dolore più grande di Gesù, non furono le frustate, non fu la flagellazione, non fu la crocifissione, per quanto noi sappiamo che era davvero una pena atroce. Non fu quello il dolore più grande. Non fu neanche il dolore emotivo per l'abbandono degli amici, dei più stretti, che se la diedero a gambe quando videro le guardie prendere il Signore, ebbero paura di morire e scapparono. Avevano paura di farsi vedere in quel giorno. Pietro addirittura aveva un piede in 2 scarpe, voleva stare vicino a Gesù, ma voleva salvarsi la vita. E quando gli dissero: tu sei di quelli che seguivano Gesù, rinnegò il Signore 3 volte. Non fu quello il dolore più grande per Gesù. Il dolore più grande fu realizzare che il Padre, con cui lui era in comunione dall'eternità, in quel momento, in quelle ore, lo aveva abbandonato. Noi sappiamo dagli studi storici che tante cose le persone che venivano crocifisse non potevano più fare sulla croce, per la posizione che avevano, per il dolore, per lo stremo a cui venivano portati con la flagellazione prima. Ma una delle cose praticamente impossibili, di estremo dolore, che un condannato poteva patire se lo faceva, era gridare. E Gesù arrivò a gridare al Padre come se fosse l'ultimo suo tentativo umano. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lo gridò, non lo fece a fior di labbra. Era un grido forte nel suo cuore, era la lacerazione del suo cuore. Era quello il dolore più grande che stava provando. Il Padre lo aveva abbandonato. E questo Dio mio esprimeva tutta la dipendenza che il Figlio di Dio aveva riguardo al Padre quando si era fatto uomo, si era svuotato della sua deità. Aveva accantonato l'essere Dio per essere quell'uomo che pativa le pene che dovevamo patire noi. E lo chiama Dio mio,
come a dire: io dipendo da te, la mia relazione è con te, sei il mio Dio, sei il mio Padre, perché mi hai abbandonato? Questo era il dolore grande. Gesù sapeva il perché dell'abbandono, lo sapeva in anticipo, sapeva. Ecco perché mentre si avvicinava a Gerusalemme l'ultima volta, il suo cuore era preso da tristezza mortale. Lo sapeva prima di incarnarsi, lo sapeva nei secoli prima come figlio di Dio nella gloria, lo sapeva il perché dell'abbandono. Ma il vivere l'esperienza dell'abbandono procurò un dolore indicibile al nostro Salvatore, straziante anche dal punto di vista umano. Le condizioni di Gesù, il cuore spaccato, quello che visse, ci fa capire il dolore spirituale che stava provando al pensiero che il Padre lo aveva abbandonato. Questa è la condizione di Gesù. Ma vogliamo fermarci un attimo sulla condizione del Padre, perché questa era una relazione tra il Padre e il Figlio. Noi ci concentriamo su Gesù, perché Gesù era davanti agli occhi, è stata descritta la sua morte dagli evangelisti e quindi è più facile per noi. Ma come provò dolore il Figlio, provò dolore il Padre, e forse un genitore può afferrare meglio il dolore straziante di dover abbandonare il proprio figlio. Il dolore del padre, permettetemi, fu di pari intensità al dolore del figlio. Dicevo prima, quei segni che il padre volle far sapere all'umanità intera, il terremoto, l'oscurità, erano la manifestazione di un dolore che anche nei cieli si stava provando. Permettetemi, forse un giorno in cielo avrò conferma, ma se sbaglio mi perdonate. Probabilmente quelle schiere angeliche che fanno festa per ogni peccatore che si ravvede, in quelle ore fecero silenzio. Non c'era canto, non c'era festa, perché il padre stava soffrendo un dolore, si stava separando dal figlio, lo stava lasciando solo. Quella vicenda che noi leggiamo in Genesi di Abramo, il padre della fede, l'amico di Dio, l'uomo da cui ogni altro uomo sulla terra può prendere esempio per la fede, quella vicenda in cui Dio chiese la vita del figlio, dell'unico figlio rimasto a quell'uomo di fede, e quell'uomo accettò e portò Isacco costruendo l'altare, prendendo la legna e mettendo il figlio sull'altare, pronto a sacrificarlo. Quella vicenda che ci parla della morte di Gesù, di quello che il padre e il figlio avrebbero vissuto al Golgota, quella vicenda però era niente al confronto. Perché venne una voce, quando il coltello era alzato dal padre contro il figlio, quando il figlio era legato e pronto per essere immolato, venne una voce: Abramo, ferma la tua mano, non far del male al ragazzo, perché ora so che tu mi ami. E Abramo vide miracolosamente un capro, un montone, impigliato con le sue corna in un rovo, e poté prendere quel sacrificio e non uccidere il suo figlio. Ora a noi sembra tanto quello che visse Abramo, visse Isacco in quel giorno, ma è niente al confronto di quello che il padre e il figlio vissero il giorno del Golgota, perché quel giorno il padre lo sapeva, perché la vicenda di Abramo era una figura.
Quel giorno il padre lo sapeva, che non sarebbe arrivata una voce a dire: fermate la mano, fate scendere il mio figlio. Quel giorno il padre lo sapeva, che non sarebbe stato provveduto un altro sacrificio, perché era Dio che aveva provveduto il sacrificio. Il padre lo sapeva, che non ci sarebbe stato nessun fermatevi. Il padre sapeva che in quel giorno sarebbero dovuti andare fino in fondo. E il padre soffrì come il figlio. Dio rinunciava al figlio. Rinunciava. Non perché gliel'hanno strappato, rinunciava volontariamente e rendeva colui che è senza peccato, peccato per noi. Accettava di far diventare peccato colui che era senza peccato, cioè accettava, poiché Dio odia il peccato e non può stare davanti al peccato, il padre accettava di rinunciare al figlio. Il padre accettava di far diventare il figlio l'unica cosa nel creato che lui non poteva guardare, non poteva accettare, perché Gesù sulla croce diventava peccato per noi. E questo sicuramente procurò dolore. Il padre accettò di non poter più guardare il figlio, il padre accettò di non poter più accettare il figlio, il padre accettò di non avere più rapporto col figlio perché il figlio diventava peccato. Doveva pagare Gesù e doveva portare a termine la sua missione. Ora però, non so se voi avete notato in Isaia è descritto tutto questo. Quando noi diciamo, usando questa figura, che il padre gira lo sguardo lontano dal figlio quando è sulla croce perché non lo può guardare, non ce la inventiamo, è Isaia che lo dice. Ma non so se potete prendere ancora il testo insieme a me, se avete notato che il padre descrive questi momenti e dice nel verso 7: per un breve istante io ti ho abbandonata. Usa il femminile, sta parlando alla vergine che doveva esultare, alla sterile che avrebbe avuto dei figli, quindi si rivolge al suo popolo al femminile. Ma quello che è avvenuto al Golgota, che è quello che noi abbiamo letto in Isaia 54, al verso 7, al verso 8, al verso 9, è quello che è avvenuto tra il padre e il figlio. Eppure è scritto che per un breve istante Dio avrebbe abbandonata la sterile, il popolo di Dio. Cioè, nell'intenzione di Dio, quello che lui avrebbe dovuto fare era abbandonare i peccatori, perché erano peccatori. Avrebbe dovuto abbandonare il suo popolo. Ma noi scopriamo che al Golgota avvenne un'azione di sostituzione, perché noi dovevamo essere abbandonati, noi dovevamo essere condannati. E Gesù si è sostituito a noi e ha preso il nostro male, ha preso il nostro peccato. E allora noi leggiamo i Vangeli, Marco, come l'abbiamo letto questa mattina, Matteo, Luca, Giovanni, e rileggiamo Isaia e scopriamo che quello che il Padre stava descrivendo era quello che sarebbe avvenuto a Gesù. Per un breve istante io ti ho abbandonato. In un accesso d'ira ti ho per un momento nascosto la faccia. Ma perché tu hai accettato
di essere abbandonato da me. Questo popolo, questa umanità, se verrà a te e diventerà mio popolo, sarà accettata in eterno. E sarà un momento in cui io ti ho abbandonato, un momento in cui io ho volto la faccia altrove, perché tu possa acquistare per sempre, lo giuro, dice il Signore, io giuro di non irritarmi più contro di te, di non minacciarti più. E anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, il mio patto di pace non sarà rimosso, perché per un momento tu hai accettato di essere abbandonato da me. Grazie, Signore. Volete sapere quanto siamo amati? Il padre e il figlio si lasciarono. Il padre rinunciò al figlio perché Dio potesse fare un patto eterno con noi. E Dio ci deve perdonare in questo. Se questa mattina noi possiamo andare al Signore e chiedere perdono dei nostri peccati, è perché il Padre ha giurato che il suo amore non sarebbe mai stato rimosso da noi, perché Gesù ha pagato il prezzo. Non dovrebbe essere così. La nostra vita non dovrebbe essere ad alti e bassi. Non dovremmo scegliere Gesù quando vogliamo, quando possiamo. Non dovrebbe essere così. E quando consideriamo la croce ce ne rendiamo conto. Ma questa mattina ancora, se andiamo a Dio con tutto il cuore, Lui ci perdona perché Gesù si è sostituito a noi. Il Padre sapeva che avrebbe dovuto accendersi d'ira, avrebbe dovuto far pagare il giudizio per il peccato, e il Figlio l'ha accettato. Ecco perché siamo così amati. Questa mattina abbiamo ogni cosa in Gesù, perché il Padre e il Figlio hanno accettato di soffrire per noi. Questa mattina noi possiamo ricevere immensa compassione. Questa mattina possiamo gustare un amore eterno. Il Signore avrà pietà di noi. Questa mattina noi non dobbiamo separarci dal Signore, perché il Padre e il Figlio si sono separati quel giorno. Questa mattina Lui ci accoglie e ci salva, perché il Padre non salvò dalla croce il Figlio in quel giorno. E noi sappiamo, perché Dio l'ha promesso, che non saremo abbandonati. Non saremo abbandonati. La preghiera che qualcuno fa di tanto in tanto, Signore non ci abbandonare, permettetemi, è una preghiera vana. Perché il Signore non ci abbandonerà mai. L'ha giurato. Non sei abbandonato dal Signore. Non sei giudicato dal Signore. Non sarai scaricato dal Signore. Non sarai disprezzato dal Signore. Perché tutte queste cose, che forse a volte noi riteniamo essere giusto che noi riceviamo, Gesù le ha prese su di sé. Amen. E noi ci vogliamo ricordare che il Padre e il Figlio hanno sofferto perché noi potessimo conoscere il grande amore di Dio. Vi chiedo di chinare i vostri capi.